Sabato e domenica 20 e 21 febbraio 2021 sulla spiaggia di Rosolina Mare, in provincia di Rovigo, si sono disputate le prime due prove degli internazionali d'Italia Super Mare Cross, trofeo Gaetano Di Stefano. Giunto ormai alla sua 39esima edizione, il Super Mare Cross è da sempre una delle principali palestre per i piloti che vogliono misurarsi sulla sabbia, un terreno altamente formativo per la tecnica di guida. Ben 99 i piloti che sono scesi in pista e purtroppo quest'anno la pandemia ha costretto a tenere la manifestazione a porte chiuse. Il tracciato è realizzato in tempo di record dal Moto Club Rosolina, ha coinvolto i bagni Blue Marlin, Belvedere, Al Granso, Sabbia e Mare e Dal Moro. Il numero degli iscritti quest'anno è quasi record per una prova degli internazionali d'Italia. Tra l'altro il circuito quest'anno è stato rinnovato con maggiore lunghezza, passo verso la futura candidatura per eventi motociclistici di grande prestigio. Per la cronaca, il supercampione della gara di domenica 21, primo Scuteri Emilio, secondo Bertuccelli Giovanni e terzo Del Cocco Matteo. Come ogni anno ringraziamo per le straordinarie foto Maurizio Al Black, fotomotociclista, decisamente il numero uno dei fotografi di questo settore.